Per la terza batteria Alessandra Massimo in vasca in 1, per il Veneto Banca Montebelluna Barbara Pozzobon, Idros in 2, Vanessa Andretta Nottoli in 3, Spel Perse in 4, Slovenia Tali Lemkov, Öpil Dolphin Israele in 5, sta annotando in 6 Eleonora Bortolussi San Vito, in 7 Elettra Scalamera SC, in 8 Clara Karmanova per il Bratislava. Ricordiamo che Spela Perse è vice campionessa europea juniores degli 800 stile libero, ha partecipato anche ai campionati del mondo in acque libere, sempre a livello giovanile juniores, ha partecipato invece ai campionati europei assoluti, sempre per quanto riguarda il nuoto di fondo o per gli 800 stile libero in vasca. U10.07 Vanessa Andreetta al comando, lo abbiamo ricordato ieri, è stata medagliata in passato nei misti ai campionati italiani giovanili, un totale di 5 medaglie conquistate dalla portacolori del Nottoli Nuoto. Tanto prosegue l'azione della Andreetta, nella sua scia ci sono proprio Tali Lemkov e Spela Perz. Spela Perz, abbiamo ricordato, specialista delle distanze di fondo e mezzo fondo, per cui si sta facendo vedere in questa seconda parte di gara. Eccole che entrano in scena le protagoniste della quarta batteria: Laura Zamboni, nuoto mira in 1, Silvia Moretto Gabbiano in 2, Laura Sossai Ranazzurra in 3, Ania Klinar Gorenica Radovlitza in 4, per il Veneto Banca Montebelluna Vittoria Grotto in quinta corsia, Barbara Vettoretti in sesta, poi Aurora Rigo Gabbiano in settima e in ottava nuoterà Valentina Visini Cosenza. Siamo al tocco finale, Andretta rimane davanti, 4:22.54, Spela Perse 4:22.97, Perse 4:22.97, Lemkov alla terza posizione 4:24.96, Tali Lemkov 4:24.96.